a tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Buonasera, è il momento dei risultati come ogni domenica sera alle 19:15 su Telefriuli. Dunque andiamo a vedere quello che è successo in regione oggi, dalla Serie D fino alla seconda categoria. Partiamo appunto con la serie interregionale dove si sono disputate le partite. Vediamo con l'aiuto della grafica quelli che sono i risultati della terza giornata. Mestre batte Cordenons 1-0, Abano Terme Campodarsego 4-1, Montebelluna Virtus Vecom 1-2, a Noale Calvi Noale battuto 2-1 dall'Alto Vicentino, Belluno Legnago 1-1, a Tamai Este Tamai 3-0, Triestina Unione Feltre 0-0 ed infine Arzignano batte Vigontina 3-0. Per una classifica che, come vediamo, lascia al comando il Mestre che ha battuto il Cordenons, Mestre 9, Este Triestina 7, Alto Vicentino Virtus Vecom, Campodarsego 6, Abano Terme Union Feltre 5, Belluno Arzignano Tamai Legnago 4, Vigasio 3, Carini Pievigina, Calvinoale Montebelluna Vigontina 1, chiude il Cordenons con 0 punti. Passiamo ora all'eccellenza, il girone unico, massimo girone regionale del Friuli Venezia Giulia. Ciarlins Muzzane batte ISM 4-1, Fontana Fredda Virtus Corno 2-0, Gemonese Lumignacco 3-1, Lignano Torviscosa 1-1, a Manzano Union Pasiano batte Manzanese 2-0, San Luigi Tolmezzo 1-0, Tricesimo Crash 3-1, a Santa Croce Chions batte Vesna 4-0. Per una classifica che andiamo a vedere la seguente situazione: Ciarlins Muzzane in testa, solitario 6 punti, Chions Fontana Fredda, Gemonese Torviscosa 4, Lumignacco Union Pasiano Virtus Corno, San Luigi Cras Tricesimo 3, Tolmezzo Lignano ISM Vesna 1, chiude la Manzanese con 0 punti. Passiamo ora alla promozione con i due gironi, partendo ovviamente dal girone A. Questi i risultati, si è giocato in anticipo sabato. A Camino al Tagliamento, San Vitese Camino 2-0, Casarsa Prata Falchi 3-2, Pravisdomini Rive d'Arcano 2-2, Profagagna Flaibano 1-3, a Rivignano Brian Rivignano 2-1, San Quirino Spal 1-1, il Fiume Veneto Bannia vince 1-0 sul campo del Sesto Bagnarola, Torre infine sconfitto in casa dalla Porcia per 1-0, questa la classifica. Porcia Flaibano San Vitese Brian 6, Spal Cordovado San Quirino 4, Casarsa Fiume Veneto Bannia Torre 3, Rive d'Arcano 2, Pravisdomini Sesto Bagnarola 1, Pratafalchi, Camino, Rivignano, Profagagna chiudono con 0 punti. Passiamo ora al girone B di promozione, secondo e ultimo girone, questi i risultati in arrivo con la grafica. È arrivata la prima categoria, girone A invece, probabilmente andiamo a leggere prima questo girone: Barbeano Villanova 2-3, Bannia Vivaira Uscedo 1-5, Maniago Libero Codroipo 0-1, Rivolto Valeriano Pinzano 4-3, Adignano Vaion batte Tagliamento 2-1, Tilaventina Ragogna 2-2, Union Rorai Ceolini 2-1, Valvasone Corva 2-1. Andiamo a vedere anche la classifica, dovrebbe essere quella di questo girone proprio così, dove il Vaiont comanda con 6 punti, appaiato al Villanova, Vivaira Uscedo Codroipo 4, Ceolini Corva Tagliamento, Union Rorai Valvasone Rivolto 3, Tilaventina Ragogna 2, Barbeano Maniago Libero 1, Valeriano Pinzano e Bannia 0 punti. Andiamo avanti, chiedo alla regia di mettere in onda le grafiche per capire a questo punto quale girone andiamo a vedere. Continuiamo con la prima categoria, girone B. Azzurra Serenissima 3-3, a Buia è parziale, Risanese Buiese 1-0, Fulgor Flumignano 2-0, Grigionieri Riviera 1-1, Lavarian Mortean Teor 2-2, Flambro sconfitto in casa 1-0 dal Martignacco, San Giorgina Torrianese 2-0 ed infine a Santa Maria Diana batte Santa Maria per 3-1. Andiamo a vedere anche la classifica di questo girone che vede al comando la Fulgor con 6 punti, Lavarian Mortean Diana Union Martignacco 4, Risanese Buiese Santa Maria San Giorgina 3, Azzurra Teor Grigioneri 2, Serenissima Riviera Flambro 1, chiudono Torrianese e Flumignano con 0 punti. Chiudiamo anche noi il girone di prima categoria
con il girone C. Questi risultati: Aquileia Muglia 2-1, Cormonese Gradese 1-0, Isonzo San Pier Mladost 2-1, Amariano Isontina Mariano 2-1, Primorie Sevegliano Fauglis 2-2, a Romans Turiaco Pro Romans 0-0, a Savogna di Isonzo Chiarbola batte Sovodnie 1-0 ed infine sul Zaria successo sul Sant'Andrea per 3-1. In classifica Isonzo San Pier Cormonese 6 punti, Turiaco, Zaria, Primorie, Chiarbola 4, Muglia, Mladost, Isontina, Aquileia 3, Sevegliano Fauglis, Pro Romans 2, Gradese, Sovodnie, Sant'Andrea e Mariano chiudono con 0 punti. Continuiamo con i risultati, andiamo a vedere i 4 gironi di seconda categoria partendo dal girone A. Unione SMT Montereale 4-2, Tresse Cordenons Bruniera 2-0, Liventina Polcenigo 0-0, San Leonardo Maniago 1-0, Sarone Caneva Valle Noncello 5-1, Tiezzo Gravis sospesa, Virtus Roveredo batte Azzanese 4-3 ed infine Aviano che espugna Zoppola per 6-0. In classifica guardiamo l'Aviano solo al comando con 6 punti, poi alle sue spalle Sarone Caneva, Unione SMT Liventina con 4 punti, in coda chiudono ancora ferme a 0 punti Montereale, Bruniera e Zoppola. Passiamo ora al girone B di seconda categoria, questo il quadro dei risultati. Ancona Udine United Rizzi 1-2, Grifone batte Venzone 1-0, Beazzi Cassacco 0-2, Colloredo Rangers 0-2, Pagnacco Maianese 1-1, Reanese Moimacco 2-1, San Daniele Caporiacco 2-2 ed infine Treppo Grande batte Nimis per 3-0. La classifica vede al comando l'Udine United Rizzi, unica squadra a punteggio pieno, seguono alle sue spalle San Daniele Pagnacco con 4, Treppo, Colloredo, Cassacco, Rangers, Venzone e Reanese a 3, in coda restano ancora ferme a 0 punti Bearzi e Nimis. Passiamo ora al girone C di seconda categoria. 3 Stelle Maranese 1-2, Sedegliano Centrosedia 2-1, Lestizza Pocenia 0-0, Morsano Pertegada 1-2, Palazzolo Bertiolo 1-1, Porpetto Trivignano 1-1, Ramuscellese sconfitta in casa 3-0 dal Forum Iulis, stesso punteggio 3-0, con cui l'Union 91 sconfigge il Latisana Ronchis. In classifica a punteggio pieno al comando la Maranese di mister Ermanno Sinigaglia, 6 punti alle sue spalle. Trivignano, Palazzolo, Bertiolo e Porpetto con 4 punti, chiudono Pocenia, Latisana, Ronchis 1 punto, Centrosedia e 3 Stelle ancora ferme a 0 punti. Passiamo ora al girone D di seconda categoria, questi i risultati. Breg Montebello 3-2, Campanelle Roianese 1-0, a Fiumicello, Romana Fiumicello 4-0, Opicina terzo 0-0, a Gorizia nel derby Audax batte Piedimonte 1-0, Ruda Azzurra 3-0, a San Canzian di Jonzo Torre Tapogliano batte San Canzian 1-0 ed infine Villesse Staranzano Terenziana 1-1 per una classifica che vede al comando con 6 punti Ruda, Torre Tapogliano, Campolongo, Breg e Campanelle, in coda 3 squadre ferme ancora a 0 punti, Roianese, Piedimonte e Montebello. Dovremmo avere anche il quadro della promozione B con i risultati, chiedo alla regia se è possibile mandarlo in grafica. Non è possibile, quindi passiamo al calcio a 5, come sempre per vedere quello che è successo. Ci colleghiamo telefonicamente con Massimiliano Pali. Buonasera Massimiliano. Sì, buonasera anche a te, prima giornata di Coppa Italia, è partito anche il calcio a 5 regionale. Nel girone A parte forte il Palmanova di Dante Noselli che liquida per 5-1 la Fusta Ludinese, a sorpresa invece il 5-1 con la quale la Clark Udine di Giancarlo Tirindelli affonda il calzetto lignano. Nel girone B vittoria in trasferta per 2-1 del Maniago sul campo del Pertesseo a Grado, va sul velluto invece la Toriana finalista della scorsa stagione che batte per 9-2 il Basiliano. In questo girone riposava il Pentalcor di Grado. Nel gruppo C infine non speccano la prima le due corazzate, il Maccan Prata e l'Udine City. Il Prata di Paolo Bovolenga fa suo il derby spancando per 3-1 il campo del Pordenone, mentre i bianconeri di Città Piccini non danno scampo alla giovane adriatica di Marco Casarca, superata per 6-2. Questi risultati di Coppa Italia, ci sentiamo domenica prossima per la seconda giornata della fase eliminatoria. Una buona serata a te e a tutti i telespettatori.
Grazie Massimiliano, diamo veloce lettura senza grafica dei risultati della Promo B. Aurora Oltre 2-3, Gonars Valatisone 0-0, Gostalunga Gorizia 0-1, Domio Trieste Calcio 1-1, Juventina San Giovanni 3-0, Primoreč Zaule 2-1, Ronchi Sistiana 2-0 ed infine Tarcentina batte Pro Cervignano 1-0. È tutto per i risultati, restate con noi, dopo la pubblicità parte A Tutto Campo con Massimo Radina e i suoi ospiti. A tra poco. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Sistema Spedizioni SRL a Pordenone presso Interporto Centro Ingrosso Settore G. Specialista nei trasporti industriali via terra, mare e aereo. Agenti IATA, membri IATA e VCA, veloci, flessibili e affidabili. Garanzia della massima precisione. Sistema Spedizioni SRL, la logistica in movimento. Telefono 0434 51 10 23. Le terme di Barbad in Carinzia e l'hotel Caravanchenov sono aperti 365 giorni all'anno. Benessere e divertimento per tutta la famiglia. Rafting sui gommoni, scivoli e numerose piscine. L'hotel Caravanchenov, il punto di partenza per escursioni a piedi, in bicicletta e numerose attività all'aria aperta. Per tutta la famiglia, con mini club in lingua italiana. Vi aspettiamo al parco termale più moderno d'Austria, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, warmbad.at. Eccezionale primavera Total Green Caramel. Solo da Caramel puoi trovare il tuo arredamento biologico a chilometri zero. Cucina classica in legno massello a 1.990 euro. Bagno in legno massello completo con lavandino 990 euro. Caramel, pelli di prima scelta e legni di prima qualità. Questo è Caramel. Eccezionale primavera Total Green Caramel. Salotto classico riga gialla 1.490 euro. Gruppo camera mirror incredibile in rovere massello 1.990 euro. Tavolo allungabile da 120 con 2 allunghe 350 euro. Total Green Caramel. Le nostre nuove cucine biologiche a chilometri zero. Solo legni naturali e lucidature di prima qualità anch'esse naturali. Primavera Total Green Caramel. Autostrada A4 uscite Meolo 90 San Donà, Palmanova. Vi aspettiamo! Il mondo si mette a tavola a Gorizia. Ritorna Gusti di Frontiera. Da giovedì 22 a domenica 25 settembre, oltre 370 stand da 30 nazioni ti aspettano con il meglio dei prodotti tipici, dei piatti e delle tradizioni per 4 giorni all'insegna del gusto e del divertimento. Ospite d'onore lo chef Alessandro Borghese. A Gorizia dal 22 settembre torna Gusti di Frontiera. A tutto campo non stare, calmo tu fatto, grida. Il pubblico in silenzio la palla li ferma al centro. Poesia in movimento coi piedi come strumento. Qui si gioca a tutto campo, il Friuli ci fa da sfondo e ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo. Da qui è già la TV.net che par fa lo TV smiglie come un gol me tutta al siet. Se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of, facce che chi si in dissestio. Col collega me in diretta al tuo paese, che par fa lo basta poco, un po' dice cassi dish. Su le Friuli, fra di tegni ludi voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Buonasera, benvenuti da Tutto Campo. Si ferma già il Lumignacco, corre il Cernis Muzzana in eccellenza, ma parleremo fino alla seconda categoria perché ci aggiornerà anche da quelle parti Emily Miozzo. Ciao Emily, benvenuta. Buonasera Massimo e buonasera a tutti i telespettatori. Ben ritrovata, quindi dobbiamo metterci a sedere. Parleremo anche tanto di Pordenone perché è stato il sabato storico con il Parma, sognato per un attimo, poi l'incubo. Ne parliamo con Marco Agrusti che naturalmente era a vedere la partita, andiamo a presentare il nostro tavolo dei commenti e
delle opinioni. Marco Grusti, al suo fianco c'è Paolo Cencis, la sedia che vedete vuota può essere occupata, prego, da Emily Miozzo, dall'altra parte del tavolo per commentare il calcio dilettanti, Giuliano Dri, già in gol col Fleibano, dobbiamo parlare del suo Fleibano, un nuovo volto per quanto riguarda gli opinionisti. Marco Casadio, buonasera. ciao mister, Ciao. benvenuto, lo avete già visto, Simone Fornasiere, ciao Simone. Buonasera. Mi metto a sedere anch'io, allora per cominciare a parlare potete interagire con Emily naturalmente in diretta con i messaggi, potete chiamarci. Cominciamo però in questa prima ampia parte dedicata al Pordenone, partiamo dalla Lega Pro perché ci soffermiamo su quella che è stata la giornata di Pordenone-Parma. Riviviamo tutto con le immagini, vediamo la sintesi con musica, raccontiamo così la storia vissuta ieri al Bottecchia con la cronaca di Marco Grusti. Di solito in questi casi si parla di passato, di storia, di quella voglia di ritrovare in pochi anni la gloria di prima. Invece oggi la parola d'ordine del Parma è attualità, deve essere attualità, perché in campo non ci va la storia e soprattutto perché la classifica è già da raddrizzare. Attualità quindi, splendida alleata del Pordenone, primo in classifica e poi la storia, volendo, la si scrive ogni sera dal Bottecchia di Pordenone, Pordenone-Parma, una nuova storia. Un saluto da Marco Grusti. Parte Armà con il destro, di piatto Armà, va in vantaggio il Pordenone dopo un solo minuto di gioco, il Parma è colpito da Rashid Armà. Con il destro Coria, cercare sul secondo palo Calaio, arriva Tomei, in decisione con De Agostini, e alla fine il pallone finisce in fallo di fondo perché secondo l'arbitro è stato un giocatore del Parma a colpire per ultimo, si lamenta Apolloni, ma prima vera occasione per il pareggio. Berrettoni prova ad andarsene, Berrettoni è solo col destro Berrettoni, il pallone che finisce fuori e qui si è mangiato il gol del 2-0 Berrettoni. Adesso sono due del Parma, però Sconti preferisce tornare indietro da Burrai, calibra anche il destro per il tiro e vola Zommers a toglierla dall'incrocio dei pali. Ancora in possesso di palla però il giocatore del Pordenone, cross sul secondo palo per Armà di testa, la schiaccia Zommers e il gol, ancora Armà, ha raddoppiato il Pordenone, c'era arrivato Zommers, non abbastanza per fermare uno scatenato Rashid Armà. Proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia la vita. Parte con il sinistro sul secondo palo a cercare Lucarelli. C'è fuori dall'area di rigore Corapi, il cross per il gol di Nocciolini. Ha accorciato il Parma, è tutto buono, gol di Nocciolini. E il pareggio del Parma, Nocciolini in 2 minuti riscrive la storia della partita. Nocciolini 2-2, il Parma l'ha ripresa. Adesso ritorna Misuraka, pallone però che arriva da Calaiò col sinistro, Calaiò, il palo e poi Nocciolini si porta il pallone a casa, distrugge il Pordenone Nocciolini. Quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia è la vita. Berrettoni carica il destro, Berrettoni, la parata di Zommers con le dita e poi si prende l'applauso e l'abbraccio anche di Lucarelli dalla porta del Parma, anzi gliela regala, pallone per Calaiò può chiuderla Calaiò, le finte ancora Calaiò col sinistro, Calaiò, eccolo qui, il gol del 4-2, il secondo in campionato, finisce anche la partita, mette il punto esclamativo, l'oliva nel Martini, Emanuele Calaiò vince il Parma 4-2, rimonta paurosa, aveva sognato il Pordenone in meno di un tempo, è stato spazzato via da un Parma che è diventato improvvisamente mostruoso. Che fantastica storia la vita. È comunque una storia fantastica, Marco Grusti, quella del Pordenone che si ritrova a giocare con il Parma al Bottecchia. Sì, tra l'altro sottolineiamolo con uno stadio rinnovato, perché è arrivata la tribunetta in extremis, c'erano 400 persone in più, quindi 2200 persone, è stata veramente una festa fino a quei 2 minuti di blackout che abbiamo potuto vedere con
prima il gol che ha accorciato le distanze e poi il pareggio del Parma, lì è uscita veramente un'altra squadra. Pordenone che ha avuto un po' paura, secondo me, l'ha detto anche Rachid Darma, lo sentiremo. Ma può essere paura? Sì, può essere paura. Può essere... L'allenatore? Sai, di fronte a una corazzata come il Parma ci sta anche, no, di perdere, ci sta di poter andare sotto, no? Può essere anche paura. Cosa avete visto dalle immagini, Dre? Ho visto una partita, mi sembra equilibrata, come dicevamo prima, forse quei 10 minuti di blackout insomma, hanno condizionato l'esito della partita, peccato. Ecco, naturalmente stiamo parlando del Parma, no? Quei 4 gol subiti Casadio potrebbero essere un segnale, come dire, Pordenone calma, fino lì non puoi arrivare, siamo troppo grandi noi al Venezia? Non credo, abbiamo visto le immagini, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Il Pordenone è riuscito ad andare in vantaggio 2-0, allora in quel momento cosa voleva dire? Che era una super squadra? Non credo, bisogna usare la giusta misura per entrambe le cose. Io ho visto 2 volte il Pordenone l'anno scorso, facevano un gioco fantastico. Gioca meglio dell'anno scorso. Io adesso non voglio sbagliare, mi sembra abbia fatto 3 vittorie e un pareggio questa quinta partita. È la sconfitta maturata. Sì, la sconfitta di però, gioca meglio? Sì, gioca meglio e ieri ha giocato meglio del Parma. Io lo dico senza nessun timore, ieri ha giocato molto meglio del Parma, abbiamo visto anche dagli highlights. Sì, è vero, le occasioni ci sono state. Tomei, a parte i palloni che ha dovuto prendere in porta, secondo me non è esente da colpe, tra l'altro in uno di questi, nell'area piccola probabilmente qualcosina poteva fare un po' di più, ma chiedo chi sicuramente è anche un po' più esperto di me, però voglio dire, Tomei praticamente inoperoso, mentre Zommers, portiere del Parma, un 2-3 ne ha tolte anche da sotto la traversa, quindi insomma il Pordenone c'è sempre stato, e poi non credo che Venezia e Parma e basta, perché Venezia e Parma si ruberanno punti, e poi con la Reggiana si ruberanno punti con il Modena, con le altre squadre forti del girone. Ne parliamo, è che prendere così 4 gol, quando avevi sognato, cosa resta, Simone? Resta forse una prima ora fantastica, no? Come diceva anche la canzone di Venditti in sottofondo, perché io credo che, insomma, Marco può correggermi se sbaglio, eccezione fatta per i playoff l'altro anno, credo sia una delle 3 partite storiche della storia del Pordenone, almeno di quello recente, no? del post fallimento, quindi resta una buona ora. Io credo che la squadra dovrà ripartire da lì e dovrà ripartire dalla certezza comunque di potersela giocare, perché davanti ha un centravanti che sa fare gol e l'ha dimostrato anche ieri. Ma infatti la colonna sonora che abbiamo sentito per la nostra sintesi vuole raccontare anche questo, no? La storia fantastica che ha scritto il Pordenone e che sta continuando Marco, però ieri si è fissato un altro punto importante. Sì, beh, certamente. E a che punto è la storia? Beh, la storia è a un punto che si è capito fondamentalmente che cosa manca a questa squadra. Secondo me a questa squadra manca magari la forza mentale per reggere l'urto anche quando la grande squadra ti mostra i muscoli. Perché quando la grande squadra non ti mostra i muscoli e tu giochi bene come gioca il Pordenone, tu hai il tipo di gioco del Pordenone che è in verticale, che è fatto di grandi accelerazioni, allora la grande squadra la batti. Non dico facile, ma la batti. Quando la grande squadra ti mostra i muscoli, invece, tu rischi un pochettino di intimorirti. E questo è successo per esempio a Pisa, e Massimo c'eravamo quel giorno con quei 5 minuti folli. Questi crolli del Pordenone, cioè il mister riesce a far giocare la sua squadra in maniera fantastica a calcio, no? Sì, però attenzione Massimo, però perché questi crolli perché arrivano? Ma non è stato un crollo quello di ieri, però. Non è stato un crollo, perché il 4-2 finale arriva innanzitutto al 94esimo e 30 secondi su un errore, quando ormai la partita era clamorosamente finita, ma sul 3-2 per il Parma il Pordenone ha 2 occasioni per pareggiare la partita, e sul 2-2 ha un'occasione per vincere la partita di nuovo. Ma il segnale positivo, Casadio, è che va a prendersi quasi il 3-2, o che poi o è negativo il fatto che non abbia tenuto il 2-2 e quindi ne ha presi altri 2? Il mister sicuramente è contento per i primi 60 minuti dove vai a fare gioco, vai a comandare con una squadra come il Parma. Dopo, se in 10 minuti prendi 2-3 gol, è difficile anche da affrontare psicologicamente, e tatticamente non è che poteva cambiare niente, anche perché non andava cambiato, anche perché, come ha detto, io la partita non l'ho vista, ma dalle immagini si vede dopo le 2 grandi parate del portiere del Parma. Quindi 3-2, 3-3, stiamo ragionando comunque su una partita che poteva finire anche in pareggio. Quindi... A fine gara Lovisa e Tedino, due idee leggermente diverse. Proviamo a sentire questa analisi sul campionato del presidente e dell'allenatore neroverde. Il Parma era contento di aver vinto, non dimentichiamo che ha ancora 2 punti in meno di noi. Noi siamo contenti di avere 10 punti, credo che stiamo facendo il nostro percorso. Guardate, il Parma
punta a vincere il campionato. Beh, vi dico, se il Parma punta a vincere il campionato ci pensiamo anche noi. Ma ripeto, il Presidente non mi ha detto quest'anno che noi dobbiamo vincere qualcosa in campionato, però 10 squadre sono forti, 3 sopra di tutte, nettamente sopra di tutte, secondo me. Poi le altre si devono giocare il quarto posto, a mio modesto parere. Per il quarto posto, se miglioriamo qualcosa, vorrei cercare di farlo a tutti i costi con la mia squadra. Abbiamo il potenziale per farlo. Ne discutiamo di questo. Prima però Emily. Abbiamo un messaggio da Andrea che ci chiede se abbiamo informazioni sul portiere del Tiezzo e lì trasportato in ospedale. Allora, noi abbiamo innanzitutto raccontiamo cosa è successo in seconda categoria Girone A. Oggi un infortunio, uno scontro di gioco, è caduto male il portiere del Tiezzo, sempre cosciente, è stato trasportato appunto a Udine in elisoccorso. Noi abbiamo chiamato la società, però hanno detto che ci aggiorneranno sulle condizioni del portiere Brassi, che se non sbaglio è ex Pasiano, lo salutiamo, gli facciamo gli auguri e se arriveranno notizie anche in diretta, anche invito la società a chiamarci, comunque era sempre cosciente. Torniamo dopo la pubblicità per continuare la discussione sul Pordenone, fra poco. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi, fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. L'Abruzzo è un trionfo di sapori diversi. Questa regione, abbracciata da mari e monti, ha conservato una tradizione culinaria antica e forte, tutta da assaggiare. Siete pronti a riempire la valigia di sapori? Cominciate il viaggio negli Ipercoop della vostra città, dove troverete i migliori prodotti tipici dell'Abruzzo. Lo zafferano dell'Aquila DOP, il pecorino, gli arrosticini, la porchetta, la pasta di farro, il Montepulciano d'Abruzzo DOC. Sapori, si parte. Destinazione, Abruzzo. Sistema Spedizioni SRL a Pordenone presso Interporto Centro Ingrosso settore G. Specialista nei trasporti industriali via terra, mare e aereo. Agenti IATA, membri IATA e VCA, veloci, flessibili e affidabili. Garanzia della massima precisione. Sistema Spedizioni SRL, la logistica in movimento. Telefono 0434 51 10 23. Da oltre 40 anni Alme 3 produce le vere porte blindate, con struttura portante e lamiera da 3 mm, ma anche serramenti blindati, brevettati con vetri antiproiettile e struttura metallica rivestita da legni pregiati. Alme 3, serramenti nobili, di qualità superiore. Adesso mi sento sicura. Fabbro, produzione di serramenti in legno, legno alluminio e PVC di nostra produzione, rinforzato con fibra di ultima generazione. Tutto viene studiato e costruito nelle nostre fabbriche con personale locale e altamente specializzato. Qualsiasi problema lo risolviamo direttamente. Vieni a Buia, ti faremo visitare la fabbrica, le tecnologie di produzione, una vastissima esposizione dove scegliere al meglio i tuoi serramenti, con il vantaggio di acquistare direttamente dal produttore. Novità, Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Approfitta dell'agevolazione del 65%. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata. Friuli Economy vi aspetta ogni mercoledì dalle 19.45 alle 20.30 per l'appuntamento settimanale con l'economia in Friuli Venezia Giulia. Non mancate!
Parleremo di eccellenza con le immagini già della caduta del Lumignacco subito alla prima trasferta. Parleremo tanto di promozione con i nostri ospiti. Continuiamo col nostro tavolo con Marco Agrusti, Paolo Cenci, Giuliano Dri, Marco Casadio, Simone Fornasieri a parlare di questa giornata. Ma potete sempre scrivere, lo vedete a Emily Miozzo, ma anche su Facebook, perché noi controlliamo tutto sulla nostra pagina. Ricordo di firmare i messaggi che ci inviate. Lo ricordi sempre, ma non lo fanno mai. Quindi. Beh, alcuni, non tutti. E ci aggreghiamo agli auguri che un nostro ascoltatore fa a Nicola Turchetti, che oggi sul rettangolo di gioco ha subito un brutto infortunio. Forza Nico, passerà anche questa. Ci uniamo anche noi. Avete sentito, vediamo se eravate attenti, chi era più attento su Lovisa e Tedino? Tutti, dai. Tutti. Fornasiere, cosa hanno detto? Beh, Lovisa dice che se il Parma punta a vincere lo scudetto, sì, lo scudetto, buonanotte, punta al primo posto alla promozione diretta, allora in corsa ci sono anche loro. L'allenatore invece dice che ci sono 3 squadre più forti di tutte visto Fornasiere che attento, e 10 che possono giocarsela. Direi che questo esame 30 me lo merito. 30 e lode. Quindi quarto posto, dice Tedino. Dri. Se il Presidente dice una cosa e il Mister un'altra, cosa succede? Ma secondo me io ho notato una consapevolezza del Presidente di poter ambire, no? Anche ai primi posti. Tedino forse getta acqua sul fuoco, no? Cerca di rimanere un po' più cauto. No? Tipico degli allenatori. Anche Ranieri però lo gettava acqua sul fuoco l'anno scorso. Sì, normale, è una cosa normale. No? Ci sta. Sì, non bisogna volare alto perché poi dopo magari si cade e ci si fa male. No? Quindi fa bene Tedino, Marco? Ma Tedino, sai Massimo, lui ha anche sul suo polso la profondità della sua rosa. La profondità della rosa del Pordenone è buona, ma non è in questo momento come quella di squadre che possono permettersi di fare campionati da 3 milioni di euro. Adesso parliamo anche di queste cose qui, perché ovviamente la Lega Pro non si fa con gli arachidi e le noci, si fa spendendo, e queste squadre come Venezia, Parma, proprietà straniere, rilanci. Ieri, cioè ieri era più, come dice Lovisa. Ma ieri no, ieri non c'è questa differenza in campo, non hanno giocato i soldi, però in 34-38 partite sì, a quel punto giocano i soldi, giocano le profondità delle rose e giocano ovviamente le terze e quarte scelte di livello che hai. Ieri il Pordenone ha dovuto rinunciare ad Andrea Genieri, difensore centrale titolarissimo, strappato al Cesena, ha fatto follie tra virgolette la società per prenderlo. Ieri si è stirato, ha dovuto giocare Parodi è un bravissimo ragazzo, un bravissimo calciatore che però è molto giovane, arriva dalla Juventus, era la sua prima da titolare in Lega Pro e si è trovato davanti Calaiò e infatti l'assenza di Ingegneri è stata Ma soprattutto, Marco, io credo che tu sarai d'accordo, queste società che hanno capitale, che hanno tutto, magari a gennaio, se si trovano là davanti, decidono e investono ancora, cosa che magari altre società possono fare un po' meno. È vero, però se il Pordenone ha costruito una squadra che gioca bene, l'anno scorso ha fatto bene, perché solo quarto posto? Solo perché le altre si chiamano Parma, Venezia e gli altri? Infatti credo che Lovisa voglia dire anche un'altra cosa, nel senso che non è che deve arrivare il Parma a Pordenone e si dà per scontato che il Parma vinca, che il Venezia vinca. Lovisa probabilmente vorrà dare anche del coraggio ai ragazzi e dire ci siamo anche noi, poi che il risultato come le partite che è successa ieri possono venire, però per 60 minuti messo sotto una squadra come il Parma e potevi anche pareggiare o vincere. Lui porterà questa idea, questo stimolo che per ci sta. Me, Marco, è vero che poteva poi vincerla, l'ho detto Lovisa, poi a fine puntata vediamo tutte le interviste di Tedino Lovisa integrali, però scusa, per me è sbagliato, devi tenerti il 2-2. Tu tieniti il 2-2 ieri, no? Sì, secondo me devi tenerti, secondo me facciamo ancora un passo indietro, secondo me devi tenerti il 2-0 ancora per 10 minuti e dopo la partita è vinta, finita, la porti a casa, grande festa eccetera. Quando poi hai preso quel 2-2 lì, ti sfido Massimo a tenertelo quel 2-2, quando il Parma con quegli elementi lì ha il trend dalla sua parte, allora, come dici tu, inizia ad attaccarti con 8 elementi. In quel momento lì, ma l'ha avuto secondo me sul 2-1 la paura, sul 2-2 gli è passata. È più forte Nocciolini ormai? È più forte Armà, secondo me, ancora di Nocciolini. E Nocciolini ieri però, avete visto, in un momento in cui ha iniziato a girargli anche bene al Parma, perché pallo di Calaiò, la palla arriva sul petto destro di Nocciolini, a porta è vuota. Quindi magari contro il Venezia, la volta prima al Parma, quella palla lì finiva dall'altra parte del campo. Lì in quel momento al Parma è iniziato a girare veramente tutto bene, ha girato tutto storto prima, quindi insomma... Comunque, Giuliano, essere qua a raccontare che potevi mettere sotto il Parma... E poi soprattutto, scusami Massimo, una soddisfazione, ecco, di
essere a quei livelli è veramente... E poi parliamo di episodi, stiamo parlando di un palo, di 3 gol in 10 minuti, non stiamo parlando di un Parma che è andato a Pordenone, ha giocato, ha vinto 4-0, si è tornato a casa. Quindi secondo me... E poi ricordiamoci che il Parma arrivava a Pordenone a quota 5 punti, il Pordenone riceveva il Parma a quota 10 punti. E quello a rischio tra i due era Apolloni, l'allenatore del Parma, ci che arrivava a Pordenone con l'obbligo di vincere, ma l'obbligo. Il fatto che il Parma ha perso in casa col Venezia, mi sembra... Ma ha pareggiato 2 partite 0-0 anche già in questo campionato, quindi, ed è ancora sotto il Pordenone. Ma è la presentazione che hai fatto punti tu. a vicenda. È la presentazione che hai fatto tu, l'attualità è del Pordenone per me. In questo momento l'attualità è del Pordenone. E questo vale. I cronisti, i nostri colleghi di Parma, erano contenti di venire a giocare a Pordenone dopo il Venezia perché consideravano questa una grande partita. Consideravano il Pordenone più forte del Parma. Questa è la storia bella, no? Che esce. Abbiamo visto le immagini dello spettacolare 4-2, ringrazio anche gli sponsor che hanno permesso questo, perché naturalmente ci siamo anche in Lega Pro, l'attenzione non mancherà per il Pordenone, ma fra poco bisogna ripartire con i dilettanti, perché dobbiamo mostrarvi molte cose. Emily. Del Pordenone, Massimo, lo stesso pensiero che avete appena esposto ci scrive appunto anche Mitar la stessa cosa. Complimenti per il Pordenone, peccato la rimonta da 2-0 a 2-3, secondo me dovevano giocare solo in difesa. Beh, questa non è la filosofia del Tedino. Ma poi lo prendi, se inizi a giocare solo in difesa lo prendi. Non è così, si mettono 2 difensori e allora in automatico non prendi gol. Avrebbe dovuto mettere un difensore per 5 minuti, poi prendeva 2 gol, doveva mettere un attaccante. Ha dato una spiegazione, poi la sentiremo molto tattica. Non sono mai scritte, no? Credo. Le partite sono giocate, quindi si può perdere al 90°, si può vincere al 90°, ci sta tutto, insomma. Ma poi sono anche sangue, sono anche emozioni, si giocano anche tanto su quelle cose lì. Quando a me le gambe iniziano a tremare, a te il cuore inizia ad andare a 1000 e ti viene tutto. L'importante è che non sia paura, come hai detto tu, perché sarebbe un peccato. Lo ha ammesso a fine partita Rashid Armà. Questa è l'unica cosa che mi l'autore dispiace. dei 2 gol, in quel momento forse abbiamo avuto un po' di paura. Però chiariamo anche che è vero che gioca meglio dell'anno scorso, addirittura, poi non è arrivato secondo, l'anno scorso gioca meglio, infatti, quindi, però è anche vero che è cambiato molto. Ci sono tanti uomini, prima ancora che calciatori, nuovi in questa squadra e che quindi devono ancora imparare a gestire le difficoltà insieme, perché le difficoltà arrivano man mano durante un campionato. Anche come gruppo. A proposito di grandi piazze, essendo di una categoria 3.000 supporter già aumentata la dose a Trieste, però il Feltre ha fermato la Triestina, Simone. Allora è meglio che vada qualcuno in meno a Rocco, come no, è una battuta. Beh, insomma, anche la Triestina è una squadra costruita bene, ma è impossibile pensare per tifosi, per addetti ai lavori, per tutti, che le vinca tutte, insomma, ci sono anche gli avversari, quindi 0-0 in casa è un mezzo passo falso, ma l'importante sarà ripartire consci, in questo caso forse ancor più del Pordenone, con le dovute proporzioni, di aver costruito una rosa importante che può e deve, in questo caso sì, obbligatoriamente giocare per il primo posto. Il Pordenons, Belluno, Triestina e Mestre. Speriamo che insomma sia dovuto solo al fatto di queste corazzate, però anche oggi 1-0 seguivo sulle chat, gol nella ripresa, quindi bene o male, non ho visto la partita, le immagini, è stato in partita il Cordenons, quando perdi 1-0, poi non so se è stato Guardiamo la un classifica assedio. della Serie D dopo 3 giornate dell'interregionale, vediamo cosa cambia, insomma, con la Triestina che è sempre lì, il Tamai. Il Tamai 3-0 oggi con l'Este, che è una buona squadra, insomma, forse questa è la battuta più brutta di giornata delle 3 portacolori, no? È chiaro che la Triestina tutti credono vinca sempre, però 3-0 soprattutto perché il Tamai è una squadra che negli ultimi anni ci ha abituati bene. Ma Marco, bastano grandi nomi come Zubin e Macan per salvarsi a Cordenose e Mattielic? No. No, dici? No, secondo me no. Però sono bastati al Monfalcone l'anno scorso. Un anno fa. Un anno fa. Dici che peserà così tanto? Inizia a pesare. Tu sai quanto noi abbiamo seguito come giornalisti questi giocatori negli anni del Pordenone, quindi negli anni ruggenti per loro.
e ci siamo affezionati. Io sono affezionato a Zubo, a Macan, a Mattieri, iniziano a passare gli anni anche per loro, e poi ho visto comunque la rosa del Cordenone, sono tanti prospetti, tanti buoni giovani, però insomma non c'è tantissimo ancora attorno a Zubin, Macan, a quella gente lì. E quindi secondo me non bastano, serve una squadra intera. Adesso dobbiamo parlare di eccellenza, stavo vedendo sulla nostra pagina Facebook, visitatela, 13° calcio con Emilia Guerrera partita. Cosa facevi lì? Ti cominci a informare un po' di più? Sì, vabbè, avevo iniziato anche l'anno scorso, però Simone so che vuole dire perché ero lì. Beh, me l'hai confidato tu, insomma, mi ha confidato che era lì perché per vedere un giocatore del CRAS, che però oggi mister Tortolo inaspettatamente ha lasciato fuori perché ha giocato il suo sostituto, perché lei era venuta per Luca Dagnolo del CRAS. Ho intuito che non fosse così concentrato magari. Sì, esatto, Tortolo che ha un sacco di spie, detto che però, perché di anni di esperienza ne ha e queste cose le ha viste. Però lo vedremo domani, non è stata una grande scelta perché il 99 che ha giocato, qualche colpa sulla sconfitta del CRAS, non è il solo ma ce l'ha perché... Casadio è la sconfitta di giornata, quella del Craso e quella del Lumignacco che tu hai visto. E fra poco vediamo, adesso vediamo le immagini. Allora, quella del Lumignacco l'ho vista e dopo ne parliamo. Il CRAS l'anno scorso ero stupito dalla posizione perché, ripeto, secondo me ha una rosa e dei giocatori veramente, veramente bravi. La prima giornata di campionato è andata bene, contro il 13° non me l'aspettavo. Poi non so se può essere, come avete detto, il portiere, qualche ora dopo guardando le immagini. Non è il solo, non è il solo, attenzione. Sicuramente credo che da qui alla fine comunque il CRAS, soprattutto con Tortolo, ma è la rosa che ha, potrà dirla. Oggi risultati sorprendenti. Facciamo così, pausa, pubblicità, punto sull'eccellenza con le immagini, a fra poco. L'Associazione Culturale Le Ville anche quest'anno vi aspetta alla tradizionale festa della zucca a Bagnaria Arsa. Tra le altre novità vi attendono la fantastica pesca gastronomica e la fiera esposizione delle zucche. Non mancare! Sistema Spedizioni SRL a Pordenone presso Interporto Centro Ingrosso settore G. Specialista nei trasporti industriali via terra, mare e aereo. Agenti IATA, membri FIATA e VCA, veloci, flessibili e affidabili. Garanzia della massima precisione. Sistema Spedizioni SRL, la logistica in movimento. Telefono 0434 51 10 23. Fabbro, produzione di serramenti in legno, legno alluminio e PVC di nostra produzione, rinforzato con fibra di ultima generazione. Tutto viene studiato e costruito nelle nostre fabbriche con personale locale e altamente specializzato. Qualsiasi problema lo risolviamo direttamente. Vieni a Buia, ti faremo visitare la fabbrica, le tecnologie di produzione, una vastissima esposizione dove scegliere al meglio i tuoi serramenti, con il vantaggio di acquistare direttamente dal produttore. Novità, Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Approfitta dell'agevolazione del 65%. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata. Dal lunedì al venerdì vi aspetto alle 19:45 con i faccia a faccia nell'happy hour di Telefriuli. Non mancate. Allora continuiamo a tutto campo, parliamo di eccellenza, il tonfo del CRAS che era partito alla grande, cade anche il Lumignacco, si rialza di conseguenza al 13°. Cosa non ti ha convinto del CRAS che eri lì? Una ripresa assolutamente da dimenticare, non sono rientrati praticamente in campo, dopo un primo tempo direi buono, superiore al 13°, il pareggio del 13° è arrivato al 49° del primo tempo, dopo che erano stati accordati 2 minuti di recupero, ma è rimasto a terra un giocatore del CRAS, Stancic, giustamente l'arbitro ha fatto giocare il recupero che aveva accordato, la punizione di Favero. Vabbè, la cronaca, voglio vedere domani le immagini. Dimmi, non mi ha convinto l'atteggiamento. L'atteggiamento? Non mi ha convinto l'atteggiamento, non mi ha convinto il secondo tempo dove la squadra, non so per quale motivo, non è rientrata in campo. Sai che a CRAS devono trovare l'allenatore giusto. Tortolo sarà l'allenatore giusto di questa squadra che negli anni non si è ben capito
Vedremo, perché secondo me oggi qualche brusio in tribuna io l'ho sentito e quindi vedremo, perché secondo me per loro, per il CRAS, che è un ambiente comunque particolare, un ambiente molto legato territorialmente, potrebbe essere più facile che un allenatore da fuori non convinca. No, nel senso, Casadio, è una sfida difficile anche per Tortolo questa? Ma non credo che Tortolo al momento della scelta abbia avuto delle paure. Sa che però l'ambiente quanto conterà anche per uno navigato come lui? L'ambiente conta tanto, un allenatore tende poi a staccarsi dall'ambiente perché, come si dice, no, uomo solo, poi alla fine l'ambiente si crea se vinci, sei sempre l'allenatore più bravo. Scusa, no? dice una cosa importante, sente già il brusio. Come senti già il brusio? Tu hai sentito già il brusio? Ho sentito brusio Hai sentito bene? Emily ha sentito bene? Non so. Non sa, Emily guardava altre cose. Loro in Sentiva, casa hanno già l'allenatore che poi li ha portati a fine stagione l'anno scorso, no? Perché l'anno scorso hanno finito il direttore sportivo in panchina. Sì, ma questo mi sembrerebbe strano aver scelto un allenatore come Tortolo per costruire qualcosa, perché questo è quello che ho letto all'inizio, passano 2 giornate di campionato. No, ma non so che tipo di brusio abbia sentito Simone, cioè spiegaci meglio. Ma non erano molto convinti dei cambi, ad esempio a un certo punto ha tolto Smernik, che era il punto di riferimento, con la squadra sotto, e si sentiva la gente che tu ti accorgi quando la gente a ogni cambio mormora, vuol dire vuol dire che non è contenta dei cambi. Se fai 3 cambi e ogni volta la gente commenta, vuol dire che probabilmente non è contenta. Non ho sentito assolutamente nessuno dire Tortolo di qua, Tortolo di là. Però se le reazioni alle decisioni che prende l'allenatore sono quelle di commento, vuol dire che probabilmente non si condivide l'idea. Tu hai dato il CRAS la scorsa settimana per favorito. Ma guarda che il primo tempo di oggi del CRAS, chi c'era? Il CRAS è una squadra importante. Anche il Lumignacco, abbiamo detto, fa paura, spacca tutto, prima trasferta. Sentiamo Zoratti cosa dice di questa sconfitta con la Gemonese, vediamo e sentiamo. Vittoria meritata, strameritata della Gemonese per lo spirito, per quello che ha dimostrato sul campo, per come ha saputo giocare la partita, per come l'ha interpretata. Dispiace perché avevo molta fiducia nel momento in cui durante la settimana avevo visto degli allenamenti straordinari e invece probabilmente ci siamo consumati troppo durante la settimana, si fa per dire, ma soprattutto a livello nervoso. Magari io avendo tanti giocatori che possono essere dei titolari, durante la settimana si mettono in mostra e poi capita che magari qualcosa sotto questo aspetto, soprattutto nervoso, ripeto, potremmo perdere. Però al di là di questa, che non vuole essere una giustificazione ma solo una mia considerazione che ho fatto alla fine così della partita, devo dire che Gemonese ha giocato molto bene, al di là del 3-1 finale che forse è un po' pesante, poi per quello che si è visto in campo, al di là del merito, come ho detto prima, per gli atteggiamenti giusti della Gemonese, magari avevamo spinto, avevamo provato a pareggiarla e forse ci stava, però ripeto, senza nulla togliere alla vittoria meritata della Gemonese. Casadio. Allora, la verità sta poi nelle parole di Zoratti. Oggi la Gemonese ha fatto la sua partita con le caratteristiche della Gemonese, quindi aggressiva, sono una squadra con la S maiuscola perché ci sono 2 o 3 giocatori che hanno fatto credo 2 o 3 ruoli, non hanno mollato mai, spezzettato il gioco degli altri e hanno fatto il loro gioco. Dri la conosce bene, no? Dri la conosce, senz'altro, però oggi ho preferito non venire a vederla, magari va qualche rimborso. Niente partito, giocato ieri. Giornata di riposo. Sì, Giuliano, però la crescita negli ultimi 2 anni della Gemonese con Pittidino credo sia una delle cose più interessanti che l'eccellenza ha proposto. È vero, hai ragione, forse sono ripartiti dalla salvezza storica, il play-out. Sì. Secondo me con quella salvezza lì c'è stata una presa di consapevolezza, secondo me, dei mezzi. Poi bisogna metterci insomma un gruppo unito, un allenatore capace, molto bravo, però bisogna dire quest'anno c'è molta più qualità. Sono una squadra umile, capiscono le caratteristiche che hanno e oggi ha cominciato anche la partita senza Tocchetto e Nardi. Addirittura? Tocchetto entra dopo e fa il gol. Oggi ha giocato De Baronio prima punta, per quello dico fuori ruolo, però tutti i ragazzi hanno dato il massimo. Credo che Zoratti, al di là del risultato, a parte aver detto, ha fatto i complimenti all'avversario, ma possa essere più arrabbiato con la sua squadra per l'assetto psicologico, perché
non sono mai scesi in campo. Questa è stata la differenza sulla quale sicuramente lavorerà. Però al di là di un aspetto tecnico-tattico, oggi loro non sono scesi in campo. In settimana è arrivato Del Riccio proprio da Lumignaco, che oggi è partito titolare, se non erro. Ha fatto una gran partita. Leggevo le formazioni. Ho parlato con il Presidente nel prepartita e mi ha confermato che Del Riccio era arrivato, ha fatto un allenamento del venerdì, no? E quindi però l'ho visto molto sereno il Presidente, molto tranquillo, consapevole della forza della squadra, perché oggi ha vinto la squadra. Non ha vinto il singolo, non ha vinto Nardi o Tocchetto, oggi ha vinto la squadra, dove ho visto due centrali difensivi insuperabili, ho visto De Baronio che ha fatto sportellate con Piscopo e Pratolino, quindi non con difensori insomma alle prime armi, e quindi io credo che veramente aveva ragione il Presidente nel prepartita, però ha avuto ragione, perché comunque... Hai visto quanto esultava Pettelino? Sì, ma è una gran vittoria questa, perché secondo me Lumignaco arrivava da una forza con i gol fatti alla Manzanese e al Lignano. Ma io ho seguito la puntata di domenica scorsa, sì, però non si è parlato che il Lumignaco ha vinto, cioè, la partita con il Lignano al 75esimo, mi sembra era 1-1. Sì. Ha sofferto anche un po'. Ha sofferto e quindi era un po' da sottolineare che non è ancora quella squadra che sicuramente diventerà, perché col mister che ha, insomma... quella che spacca. Però non per uccidere il campionato, però permettetemi a questo punto, cioè devi forse partire ci vuole subito. il tempo giusto per trovare l'amalgama. Sì, però il tempo giusto non ti consente però di uccidere il campionato, ti consente alle altre, e io in questo caso mi riferisco al Charlis Muzzane, di starti lì però. Sì. E quando ti sta lì una squadra che si conosce adesso tanto è sopra, come già. il Charlis, in questo momento è sopra. Però attenzione che quel Monfalcone dei record perse a Carlino, anche in quella volta non spaccò il campionato dall'inizio, ma era un Monfalcone già, però era già un po' costruito quel Monfalcone, era costruito da Zoratti già prima. Sì, e poi occhio agli ambienti, essere un ambiente vincente, Lumignaco deve dimostrarlo. L'ambiente deve stare tranquillo e lasciare lavorare. E in settimana dei giocatori sono partiti, oggi non è partito Granieri a centrocampo, sono entrati Granieri e Motta al secondo tempo. Ma non ne ha troppi per l'eccellenza? Ma diciamo che è un'eccellenza particolare, perché parliamo di dilettanti, ma adesso non vorrei sbagliare, mi sembra che loro si allenino il pomeriggio, hanno fatto una certa scelta, si vede che possono, se una persona può allenarsi il pomeriggio... penso che il Cerlinski riesca a qualcosa, o no? No, alle 6 e mezza mi pare. Non lo so, ma al di là di quello si è visto che ci vuole ancora un po' di tempo e siamo alla seconda giornata di campionato, quindi anche Zoratti adesso che li ha tutti come rosa, perché se vengono fatti dei tagli, gente che viene, gente che va, anche gli ultimi difensori sono arrivati mi sembra 2 settimane fa. Ci vuole il tempo. Ci vuole il tempo e diventerà quella squadra, perché io oggi in tribuna sentivo deve arrivare Lumignaco, vinceranno 2-0, 3-0. Anche Zoratti dirà a tutti di stare un attimo tranquilli, che la squadra che arriva e cercherà di fare gioco e vincere si formerà. Marco, è ovvio che noi diciamo che quella squadra lì deve spaccare il campionato e dà le pressioni, perché è una squadra che deve avere pressioni in eccellenza. Infatti, ma questo deve essere il pensiero di Zoratti. Chiaro, per la squadra, ma questo lo sa già benissimo lui. Noi è chiaro che ti aspetti di andare a vedere la Gemonese e Lumignaco e ti aspetti di vedere una squadra che ha all'interno dei giocatori che ti permettono di fare buon calcio. Questo però non è un test sulla maturità di Zoratti, no, perché della saremmo squadra. noi presuntuosi, è un test sulla maturità del club, secondo me, più che della squadra. Il club è della squadra che viene messa a disposizione, che in questa settimana è cambiata di nuovo, quindi adesso troverà la maniera. Ci vorrà tempo. Che però ha trovato un grande attaccante, Godias lo conoscevamo, Tano un po' meno, però Tano è partito bene, oggi ha fatto un gran gol. Il difensore, come dicevamo durante il servizio, lo marca non a zona, di più lontanissimo, però sai cosa? Lo marca a distanza perché si è liberato lui prima in partenza, però se tu sai vedere la partita, oggi ti dava l'impressione che quando prendeva la palla lui ha fatto 2 o 3 spunti in velocità, un paio di 1-2, ha una forza fisica incredibile, ha senso del gol, a tiro, se lo vedi giocare ti dà. L'ho visto domenica, io ho visto fare il gol. Ricordiamoci delle immagini, che è bello anche rivederle, a parte che domani c'è lunedì in gol alle 19:45, Gemonese Lumignaco, capitolo archiviato. Emily. Sì, abbiamo... Però tu vuoi parlarne ancora? Sì, c'è un messaggio. Tu decidi tu, dimmi. C'è una domanda. Come si può lasciare in panchina Ciave, giocatore da Serie D?
Nel Crash Ciave gioca. Beh, insomma, Tortolo ha comunque un organico importante e vede in settimana i giocatori. Io adesso, rispondendo io, permettermi di giudicare scelte tecniche, non sono in Anche grado. no. Poi Charlins Muzzane, oggi il Carlino si è dimostrato una grande squadra, anche se il primo tempo, nonostante la giovane età dell'ISM Gradisca, ha giocato alla pari. Ok. Ancora Carlino. Sì. O meglio in generale, diciamo. Ezio ci scrive: tutte le favoriti al titolo hanno fatto cilecca, tranne il Charlins Muzzane, serve umiltà e gruppo per vincere. Ringrazio per l'immagine del Gemona Ezio Seravalli. Il Tor Viscosa cosa ha fatto, Simone? 1-1. Vinceva Berrillo, poi il pareggio di Durmisci. È stata una delle discussioni che abbiamo proposto anche su Facebook, ovvero il fatto dell'inversione di campo. Era inagibile Lignano, no? Perché c'è stata la tromba d'aria. E allora abbiamo detto, qualcuno segnalava, possiamo anche vedere, abbiamo il fermo immagine della nostra pagina Facebook, qualcuno segnalava il fatto che quindi gioca 4 in casa il Tor Viscosa. Lo stesso Tor Viscosa col suo profilo ufficiale dice ma poi al ritorno ne giocheremo 5 in trasferta addirittura. Sì, perché giocano l'ultima di andata. E poi dice Cervesato, meglio così che recuperare al mercoledì sera, a mio parere, Maurizio Cervesato del Lignano, d'accordo. Però Giuliano, ma se sospesa, perché non la recuperi semplicemente? Questo dice una parte di... Perché il regolamento non lo applichi in quel senso? Forse, non so, lì è stata una scelta, penso consensuale tra le due società. Tra le due società. Quindi hanno optato probabilmente di non recuperarla infrasettimanalmente. Quello probabilmente però è il diverse motivo. volte secondo me abbiamo contestato, come anche le gare alle 3 del pomeriggio, mi sembra la domenica prima. In questo caso credo che hanno usato il buon senso, cioè nel senso, piuttosto che giocare il mercoledì sera o durante la settimana che magari crea dei problemi, l'inversione di campo. Io non ci credo ai problemi al mercoledì sera, però scusami, in eccellenza. E tra l'altro io ho... Vi allenate il mercoledì sera, Marco? Più fare una partita, più in Sì, eccellenza, non in terza ritorno, categoria. ha risposto giusto il Tor Viscosa, adesso ne giocano 4 in casa. Ma è sbagliata sia l'una che l'altra. Però, Esatto, non è l'attacco al Tor Viscosa che è favorito o poi sfavorito. Il fatto che una squadra ne giochi 4 in casa consecutive e poi 5 in trasferta di fila non è naturale, ecco, se no i campionati sembrano fatti così. Non so perché non è naturale. compare, perché probabilmente adesso il Tor Viscosa ha da calendario 2 in casa, perché tu sai che in un girone capitano 2 in casa o 2 fuori, quindi il Tor Viscosa la sequenza era casa fuori, casa le prime 4. Ferma lì. Perfetto. Diteci anche voi cosa pensate con i messaggi o chiamateci, però noi ci fermiamo un attimo, continuiamo la discussione e poi la promozione, partono tante immagini e altri casi. Fa discutere una dichiarazione di Schiavo del Torre, arrabbiatissimo con gli arbitri. Cominciano anche le discussioni, è partito il campionato e se ne parla a tutto campo su Telefriuli, a fra poco. Sistema Spedizioni SRL a Pordenone presso Interporto Centro Ingrosso settore G. Specialista nei trasporti industriali via terra, mare e aereo. Agenti IATA, membri FIATA e VCA, veloci, flessibili e affidabili. Garanzia della massima precisione. Sistema Spedizioni SRL, la logistica in movimento. Telefono 0434 51 10 23. Scopri la nostra 20ª stagione. Seguici su Facebook, visita il nostro sito www.teatroudine.it. La nostra regione ha 1000 storie da raccontare, per farlo vogliamo avere più occhi sul territorio. Se sei un giovane curioso e ti piacciono le sfide, il gruppo Media Friuli ti dà l'opportunità di metterti alla prova. Contattaci e mandaci i tuoi video anche fatti con un semplice telefonino all'indirizzo 100reporter@ilfriuli.it. Potrai vederli pubblicati sulle nostre testate. Ti aspettiamo. Continua a tutto campo la discussione sull'eccellenza, ma fra poco anche promozione, ma come ogni domenica andiamo uno sguardo anche alle altre categorie provinciali con Emily Miozzo che ha raccolto per noi. Seconda categoria Girone A,
Virtus Roveredo, spettacolare 4-3 contro l'Azzanese che però sfiora la rimonta. La Virtus avanti 4-1 rischia di essere raggiunta, ma con la tripletta dell'ex Porcia e Brian Sirigo si prende i 3 punti. Il DS Stefano Mazzon elogia l'attacco. Una simile vittoria ci dà fiducia, dobbiamo però migliorare in difesa che è il nostro punto debole. Sì, perché prende tanti gol. Sirigo, visto è andato in seconda, è avanti, mi pare ne ha già fatti 5 in campionato. Però mi pare ex Bannia più che ex Porcia. Anche Ex Bannia, ex Bannia, Porcia Porcia e Porcia, non me lo ricordavo. Porcia ha fatto un grandissimo però campionato. Albania fece 2 anni fa tantissimi gol, quindi in seconda categoria io credo che sia un acquisto importantissimo. Di lusso direi, secondo me. L'anno scorso era Bannia, secondo me. No, l'altro anno era Brian. Ah, Brian e Bannia. L'anno prima, in quel 8-7 con la Profagagna, l'ultima mi sembra. Massimo, non ti ci mettere, non ti ci mettere, lascia stare davvero, lascia stare davvero. Paolo, per andare a chiudere il discorso sulla scelta federale di invertire il campo e non semplicemente rinviarla? Ma sai, allora io voglio spezzare un po' la lancia che è a favore della federazione. Sì, ma non siamo qua a attaccare la Siamo dei dilettanti, Sì, però Paolo, non è che io quindi sono qua ad attaccare la federazione, no, sono a discutere su quando c'è un ma tema. è chiaro, ma voglio dire, Sì, okay. nel senso buono delle cose, perché comunque anche un'inversione di campo, visto quello che è successo, poteva starci, insomma, Sì. no? Poi è chiaro, magari il Tor Viscosa, fra virgolette, poteva anche gongolare dal fatto di poter giocare in casa, quindi andare primo in classifica e invece vedi come stanno le cose, no? Alla fine la pareggi e quindi dici era meglio rimandare, no? Infatti, ma io il discorso non era per il Tor Viscosa, ho fatto una battuta su Facebook chiamandola Tor Viscasa, no? Ma era per lanciare una provocazione simpatica, non c'è un favore al Tor Viscosa, c'è una federazione che ha il compito di decidere. Questo diciamo, tutti sono stati convinti. Che sia stato consensuale, come ha detto Giuliano. Ma certo, ma fuori discussione. Ma non vorrei che però si creasse, facciamo un esempio rapidissimo, Massimo, te lo prometto. La fascia centrale del Friuli, bel tempo, la bassa, temporali, pioggia, siamo a novembre. Ci sono gli incroci tra la bassa e la fascia centrale, tutte inversioni. Allora, in quella giornata lì. Non vorrei che capitasse una cosa del genere dopo. Allora, è un caso limite il mio. È un precedente questo, Parliamo di un'eccezione. Però scusate, ma perché magari il maltempo generale sospendeva? Paolo, però perché su certe cose i precedenti non vanno bene, su altri precedenti... ma si può anche decidere che vadano bene tutti, Sì, però c'è una linea chiara. Quello che manca ogni tanto, secondo me, è la linea chiara. Quella del buonsenso è la linea più bella che esista al mondo. Il buonsenso, più che altro, in alcuni casi non è stato usato, in questo caso sì, perché si sono messi d'accordo anche con le società. Può essere che la prossima volta una delle due società magari dica di no e quindi non sarà possibile. Credo che sia successo in passato. Ma sì, però è un'anomalia. Secondo me doveva essere in primis posto il divieto di inversione di campo proprio perché una squadra gioca 4 partite in casa. Per non avere vantaggi, dici. Vantaggio o svantaggi, perché poi al ritorno avrà svantaggi. Non è chiaro, no? Però Non è chiaro. quando parti... non è bello il campionato con 4 in casa e poi 5 in casa. Un filotto. Scusa, mettiti a gennaio, Paolo, tu lo sai, 5 trasferte a gennaio. Fine... ho capito, però tu federazione devi fare che il campionato sia equilibrato. Ne puoi fare 5 perché magari in quelle 3-4 però non è normale. C'è la partita in casa e ti salta per X. Quindi, fine del giro, per me doveva essere rinviata a agosto. Sono con te. Paolo no? Per me no. Giuliano Per Dre? me no. Per te no? Per me va bene così. Il Lignano doveva trovarsi un campo, se non lo trovava rinviata. Bene. Abbiamo un ascoltatore che ci scrive in merito, Marco da Lignano, non vede il problema visto che l'inversione è andata bene ad entrambe le società. Ma questo è chiaro, l'avevamo capito. Telefonata in linea, con chi parliamo? Pronto, buonasera, sono Luciano Menin di Lignano, un dirigente. Buonasera, prego. Il discorso che facevate del rinvii, no? In poche parole, è stato avvertito il presidente della Lega che c'è stato il problema della tromba d'aria. Ha telefonato al Tor Viscosa, ha chiesto al presidente se si poteva fare l'inversione ed è stata fatta, tutto lì. Giusto. I discorsi che avete fatto sono in più che avete fatto. No, è una cosa talmente semplice. Non ha capito il senso della discussione, mi perdoni. Sì, no, ma eravate partiti... È giusto, sì, la sua precisazione, mi segua un secondo, la sua precisazione è correttissima e premette tutto il discorso. Noi andavamo a discutere sul ruolo della federazione nel far giocare il campionato
con 4 trasferte e 5, con 4 in casa e 5 trasferte. Discutevamo l'anomalia alla fonte, tutto lì, è un tema di discussione, non c'è la ragione nostra o di altri, è una discussione, capito? Grazie comunque, grazie. Era un tema di discussione. Sì. Torniamo alle immagini, che sono la miglior cosa che abbiamo, no? Invece dei commenti, a parte i vostri, che sono sempre buoni e ottimi per la mia trasmissione. Torre Porcia, vediamo come vince il Porcia che ha punteggio pieno. Torre Porcia è subito una sfida tra grandi nel calcio d'angolo, battuto Zarotti, la tocca ma resta lì, poi riesce ad allontanare la difesa del Porcia. Attenzione a questo ottimo fraseggio, Gurgu chiuso ma la palla resta al limite dell'area, arriva Giordani, cade a terra, vuole riuscire a gestirla, poi in qualche modo la difesa prova a allontanare, non ce la fa, ancora Torre pericoloso, chiuso. Arriva Giordani, cerca la velocità di Gurgu, che entra in area di rigore, vuole rientrare sul destro, cade a terra. Sensazione dalla nostra postazione è che comunque non ci fosse nulla. Centrale, Zarotti allontana solo per un momento, poi la girata di Rubert, l'intervento decisivo di Geremia. Bene il Torre che scambia Giordani per Gurgu, Gurgu punta l'uomo, lo salta a tu per tu, il destro, Zarotti c'è e respinge. Poi allontana il Porcia, non riesce a intervenire, mantellato di testa stavolta, poi Nicola Zambon che riesce a trovare lo spazio, saltare Ton, Zambon col sinistro, Porcia 1, Torre 0, che gran giocata Nicola Zambon, è sua la rete che porta in vantaggio il Porcia. Al 13°, Feletto sul pallone, 38°, Feletto in porta, deve mettere in angolo Pantarotto, De Zorzi, poi l'intervento di Gerolin, piede a martello, secondo giallo e rosso per lui, e adesso un altro intervento scomposto di Feletto, rosso diretto, Porcia in 9, ed è finita qua. Vince il Porcia di Da Pieve, vince 1-0, 6 punti in campionato, seconda vittoria consecutiva a casa del Torre, un gran segnale al campionato. Giuliano Dri, che segnale dal Porcia al campionato? Deve aver paura Cortiula di Tita Da Pieve? Ma si sapeva che il Porcia aveva una grande squadra, lo sta dimostrando. Le immagini comunque testimoniano comunque una vittoria meritata, al di là dell'occasione comunque del Torre iniziale. Ha fatto un po' più il Torre la partita, però il Porcia bello compatto, pronto a colpire. Sì. A me piace. Lo vedremo in campionato. Mi fate vedere le immagini del flaibano di Dri? Dri, hai sbagliato un rigore ieri. Purtroppo sì. Sono 2 anni che va storta. No, non sei più sul non dischetto. So più vanno sugli anni anche per i rigori allora, no? Senti, Fagagna-Flaibano, anche un derby, che partita è stata? Ma secondo me era un derby sentito. Il primo tempo, diciamo, il Fagagna ha tenuto bene il campo. Ecco la mia disperazione. La tua disperazione, però poi... Il primo tempo, diciamo, ha sfruttato questa occasione il Fagagna, poi si è difeso molto bene, anche se abbiamo avuto ottime occasioni anche noi, e secondo tempo, secondo me, si è entrati in campo con la voglia di ribaltare il risultato e abbiamo trovato subito questo gol con Gallinelli e dopo, insomma, abbiamo sfruttato anche gli errori difensivi del Fagagna e poi abbiamo ottenuto bene il risultato. Però siete partiti come tutti si aspettavano, da grandi, da favorite, da favorita, vi sentite così? Ma io posso dirti che comunque ho trovato in Flaibano una società molto organizzata, una squadra con grande qualità, mi viene da dire che si trova in promozione per caso, perché comunque c'è molta qualità e soprattutto con una grande mentalità, un bel mix comunque tra giovani e comunque gente, qualcuno di esperienza, mi ci metto anche. Che Fagagna cos'ha che non riesce a partire? Qualche problemino c'è, anche ieri sera l'abbiamo visto, soprattutto dietro qualche problema da risolvere c'è. Ieri sera mister Cengi, che era con me in tribuna, non c'è mai stata la sensazione, neanche dopo il vantaggio del Fagagna, che il Fagagna potesse vincere probabilmente, perché si vedeva chiaramente che c'era una differenza tra le due squadre. Certo. Fagagna
Sentiamo Paolo. No, la partita l'ha fatta il Flaibano in un certo senso. Il Fagagna è stato molto organizzato dietro, poi l'uscita di Gerometta chiaramente ha creato uno squilibrio. Pagnucco si è abbassato, ha dovuto far entrare Gonano, ha perso un po' quelle fila giuste. Però Flaibano nettamente superiore. Flaibano bene, superiore, Porcia bene, Torre comunque una squadra importante. Poi c'è il Brian con Nietri che se fa quelle cose che abbiamo visto, vediamo quali, che ruolo reciteranno tra queste tre? Com'è la sfida? Beh, saranno tre squadre che si giocheranno il primo posto. Io credo che ancora al momento il Flaibano, vediamo il gol del Brian, Flaibano abbia qualcosina in più, perché come si diceva prima, il giusto mix di esperienza, ha dei giovani importanti, perché ieri sera ho visto un 98 Cozzarolo, che è tanta roba. Il Brian, qui ha faticato un po', poi ha trovato il vantaggio. Credo che al Brian manchi una punta vera, un centravanti vero, perché in quella posizione gioca Michelin, che forse è adattato a quel ruolo, quindi io credo che il Flaibano ha una rosa importante, il Porcia ha un grande allenatore, il Brian è comunque una squadra che non arriverà distante. Guardate, alza la bandierina l'assistente e poi però viene convalidato il gol. Anche qua un po' discusso l'arbitro, ma chi più di tutti discute l'arbitro è stato Schiavo nella sfida tra Torre e Porcia, il direttore sportivo del Torre. Recuperiamo questa intervista e facciamola sentire ai nostri ascoltatori. Rapido commento poi in studio. Senti, noi siamo all'interno del vostro campo e vedo ancora tante discussioni con gli arbitri soprattutto. No, perché? Beh, si è visto benissimo oggi, chi ha visto la partita, c'è stata una sorta di caccia all'uomo, fallo sistematico. L'arbitro non si è dimostrato assolutamente all'altezza, allora a questo punto le riunioni il lunedì le fanno agli arbitri, non a noi, perché a noi ci spiegano il regolamento che dopo la domenica dal signor Grill oggi non è stato mai applicato, tutte le regole che hanno spiegato per 2 ore. Io lunedì, credetemi, ho di meglio da fare, ma non andare a sentire uno che mi racconta le fiabe e che dopo la domenica i suoi addetti, come se l'allenatore raccontasse le fiabe ai suoi giocatori, in campo non le trasmettono. Noi trasmettiamo le cose ai giocatori, comportamento, e oggi è stata la prova che abbiamo preso 2 ammonizioni ridicole e loro hanno fatto caccia all'uomo. L'arbitro ha deciso al 90° di usare i cartellini e non ha applicato, ripeto, tutte le cose che sono state dette l'altro giorno sul calcio violento, su tutte queste cose qua. Quindi per piacere, Toffoletto, le riunioni andiamo a mangiare e bere, meglio. Andiamo fra poco a mangiare e bere, siccome siamo in chiusura non possiamo discutere di tutto tantissimo, però rapido giro di commenti, Agrusti sulle dichiarazioni di Schiavo. Ma non sono d'accordo con lui, premetto che non ho visto quella partita, però faccio un discorso generale molto breve. Anche i calciatori di promozione fanno gli allenamenti a settimana, 3 allenamenti a settimana e poi non li riesce tutto e tante volte sbagliano 4 gol su 5 davanti alla porta. Così gli arbitri fanno le riunioni ma restano arbitri di promozione e quindi capita che si possa sbagliare una partita. Non per questo non ci si allena più o non si fanno più riunioni e si va a mangiare e bere. Non voglio retorica, Parere. Sdrammatizziamo tutte queste cose perché purtroppo portano solo del male, è meglio archiviare e andare avanti perché non se ne viene fuori. Non servono anch'io di non dar troppo peso. Quindi insomma. Schiavo fuori luogo? Forse c'è anche un po' la rabbia della sconfitta, ritengo, no? Sì, io mi baso sulle immagini, però ho notato comunque... A caldo, tra l'altro. Sì, tanti errori di valutazione, io c'ero. Questo dice Schiavo, però poi fatelo quello che vi insegnano. Se ci fate la riunione a noi, fatela prima loro. Cosa dire? Abbiamo visto 1 minuto di interventi fallosi da una parte all'altra, quindi sicuramente la partita è stata piena di falli da una parte all'altra, più 2 espulsioni, interventi a gamba tesa, quindi sicuramente anche il nervosismo in fine partita. C'è stato sicuramente qualcosa, dopo lo sfogo può essere una provocazione, ci sta e ci può stare, non ha insultato nessuno, quindi ha fatto una provocazione e in libertà può anche dire una cosa del genere, certo. va ricevuta nella maniera corretta. Insomma. Iniziamo ad aiutare gli arbitri, se ci picchiamo così da una parte e dall'altra per 90 minuti l'arbitro non lo aiutiamo. No, però non è vero, non è un discorso questo. Però se l'arbitro la tiene d'occhio la partita non si piccano. Io posso fare un intervento. L'arbitro sbaglia, sono sicuro che abbia sbagliato.
però se c'è un arbitro che dall'inizio, adesso non so quando ha dato i cartellini rossi, ma quegli interventi se li fanno in 5 minuti deve avere il coraggio di dare. Occhio! Finché la protesta si fa in campo, credo che rimane lì, no? Poi è chiaro che con le però televisioni, bisogna usare i cartellini in maniera corretta. Se ci spiegate il regolamento, dice Schiavo, occhio, applicatelo il più possibile. Poi sono d'accordo anche con e Marco. si dicono queste cose qua anche quando Però magari si è vinto. il gol ecco, va bene. Ok, sono d'accordo, anche quando hai vinto devi dirlo. Gol di Etri, lo abbiamo recuperato, poi ci sono altri protagonisti in seconda categoria, ci racconta Emily, il gran gol di Etri, dobbiamo farvelo vedere, lo abbiamo già postato sulla nostra pagina Facebook. Il Flaibano corre, il Porcia e squadra, lo ha detto a Torre, il Brian se trova un Etri così può sognare. I protagonisti nelle categorie provinciali, ci racconta Emily, vai. Seconda categoria B, Treppo Grande. In seconda girone B, prima vittoria del Treppo Grande, resta fermo a 0 invece il Nimis. I fratelli Patat a segno. Federico e Luca nel mezzo, la rete di Ibrahim. Il presidente a fine gara è felice. Vogliamo far bene nell'anno del 50° di fondazione, importante cominciare a fare punti. Mentre ti segnalo io in seconda girone C con la Maranese che è prima in classifica da sola e attenzione anche al Forum Iuli che è la prima vittoria con i gol di Gulino, Buiatti e Tiro, ma bene la Maranese con il gol dell'Eterno Maudus che segna ancora e poi Cecotti. Chiudiamo con il girone D con un altro protagonista. Romana, il classe 72 Fauto Novati lascia il segno con una tripletta, finisce 4-0 contro la neopromossa Fiumicello. Molto bene, con Fausto Novati, tripletta per la Romana e il Massimo, presidente scusami, vuole arrivare primo. Riesci a cambiare la sigla d'inizio e mettere il gol di Etri? A ripetizione per tutto l'anno. Ti è piaciuto? Bellissimo. Ti è piaciuto? Tanti gli argomenti di discussione prima di andare in pubblicità e con l'ultima parte dedicata al Pordenone e poi ci colleghiamo perché c'è replay e si torna a parlare di Udinese e della sconfitta col Chievo, quindi Lega Pro e poi Serie A. Noi andiamo fino al Carnico, grazie, ci sono arrivate delle immagini. Oggi 1-1 c'era la grande sfida, Cavazzo Real ha segnato il gol dell'1-1 Cimenti ed è un gol pesantissimo, sai perché Simone? Adesso le immagini sono amatoriali, quindi accettatele come sono, non le abbiamo fatte noi, quindi vogliamo solo proporla come curiosità. Perché il Real resta a più 5 a 3 domeniche dalla fine. Più che altro è l'esultanza che va. Il Real è vicino al titolo di campione carnico con il pareggio di oggi sul Cavazzo, con questo gol mischia arriva poi il cross e arriva il gol di Cimenti. Ripeto. Ed è partito, mi sembra, per fare un onesto per fare un buon campionato, il Real dei Giovani contro il Cavazzo, grande favorito. Mi sembra anche un gol di pregevole fattura, non so se vedo bene. La toccano sulla palla messa in mezzo la toccano. Sì. Comunque non era la concretezza delle immagini, ma il significato che avevano, per dirvi che siamo dappertutto, dalla Lega Pro fino al Carnico. Grazie per averci seguito, buon campionato Giuliano Dri. Grazie a voi. Ciao Marco, ci ritroviamo presto con Marco Casadio, con Simone Fornasiere. Ciao. Emily, prepara qualche messaggio per salutarci. Grazie a Marco Agrusti e a Paolo Cencic. Con cosa ci salutiamo? Con 2 messaggi di saluti. Walter ci scrive un saluto all'inossidabile Giuliano Dri, grande come giocatore e come uomo. Saluto. E invece Nicola chiede come mai un mister vincente come Cencic non è ancora rientrato nel calcio che conta? Perché vuol stare con noi. Perché non sente il profumo dell'erba. Perfetto. È nella TV che conta. È nella TV che conta, esatto, nel programma che conta. Grazie, dopo la pubblicità Spazio al Pordenone, Emily Miozzo, grazie per essere stata con noi insieme ai nostri ospiti. Ci troviamo domani 19:45. Vi trovate lui, Simone Fornasiere con Elisa Febbo per Lunedì in Gol. Ciao! Sistema Spedizioni SRL a Pordenone presso Interporto Centro Ingrosso settore G. Specialista nei trasporti industriali via terra, mare e aereo. Agenti IATA, membri FIATA e VCA, veloci, flessibili e affidabili. Garanzia della massima precisione. Sistema Spedizioni SRL, la logistica in movimento. Telefono 0434 51 10 23. Fabbro, produzione di serramenti in legno, legno alluminio e PVC di nostra produzione, rinforzato con fibra di ultima generazione. Tutto viene studiato e costruito nelle nostre fabbriche con personale locale e altamente specializzato. Qualsiasi problema lo risolviamo direttamente. Vieni a Buia, ti faremo visitare la fabbrica, le tecnologie di produzione, una vastissima esposizione dove scegliere al meglio i tuoi serramenti, con il vantaggio di acquistare direttamente dal produttore. Novità, Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Approfitta dell'agevolazione del 65%. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata.
Sempre più informazione su Telefriuli, ore 7, news, rassegna stampa, traffico, meteo, ospiti e molto altro. Alle 13 il TG completo con tutti gli aggiornamenti. Alle 19 il TG con gli approfondimenti di attualità e sport. Ma anche dopo, guarda, io parto dalla fine, anche sul 2-2 il Pordenone dopo ha ripreso un po' campo e secondo me ha avuto un paio di situazioni di cui sul 2-2 mi pare che c'è stata anche una gran parata del portiere, sul 3-2 non mi ricordo, però abbiamo giocato con una squadra forte, una squadra fisicamente devastante, avete visto. Oggi purtroppo, io non parlo mai degli assenti, ma il ragazzino 97 ha fatto bene, ma Ingegneri per noi dietro fisicamente all'impatto con questi giocatori qua è troppo importante per noi e abbiamo patito proprio lì perché i gol sono quasi un po' fotocopia, nel senso che loro mettevano sempre sta palla sopra i due attaccanti, che sono due attaccanti fortissimi, però la squadra credo che abbia tenuto bene il campo, abbia avuto questi 10 minuti dopo solo 2-0, probabilmente lì un attimino ho pensato che la partita fosse finita, ma è che quelle cose accadono magari eventualmente, però insomma io sono molto soddisfatto. Il 4-2 è bugiardo perché credo che il quarto gol sia una stupidaggine del nostro centrocampista, però insomma abbiamo perso contro una squadra forte, siamo orgogliosi di essere qua a lottare per questi traguardi. Io ai ragazzi ho fatto i complimenti, dobbiamo crescere perché abbiamo visto che a livello fisico quando fai 3 gare in pochi giorni la fisicità conta molto e loro a un certo punto proprio fisicamente secondo me ci hanno messo sotto, non sul piano del gioco perché noi davanti come la muoviamo davanti, io credo che loro non abbiano fatto mai un'azione come abbiamo visto le nostre, tum tum tum, loro mettono sta doppia palla qua che sapevamo, sono bravi su queste cose qua, hanno una grande squadra perché io credo che sia una grande squadra, però onestamente credo che il Pordenone abbia fatto una bella figura, ripeto il 4-2 mi secca un po' per aver preso il 4-2 perché non dà la giusta dimensione della partita, però la cosa che mi è piaciuta è che sul 2-2 abbiamo cercato di andare a vincerla ancora. Intanto devo fare i complimenti a più persone, intanto al pubblico che è stato meraviglioso, ci ha dato una spinta importante, abbiamo cercato di farlo gioire fino alla fine, non ci siamo riusciti, devo fare i complimenti al Parma che non ha mai mollato, devo fare i complimenti soprattutto però alla mia squadra perché oggi abbiamo capito che per diventare una squadra molto forte ci manca ancora qualcosa e dobbiamo andare alla ricerca di migliorare quello che è migliorabile. Però sul piano dell'impegno, sul piano della moralità, devo fare i complimenti perché anche sul 2-2 la squadra ha voluto vincere la partita e ci è andata vicina un paio di volte, però insomma abbiamo giocato contro una squadra sicuramente forte che ha trovato anche in un momento importante della partita diciamo il colpo di reni, perché ormai sinceramente sul 2-0 a mezz'ora dalla fine, 35 minuti dalla fine, insomma è un risultato che tutti quanti noi vorremmo avere, però sappiamo che queste partite qui vanno chiuse, non siamo riusciti a trovare lo spirallo per chiuderla, però mi è piaciuto anche lo spirito con il quale la squadra sul 2-2 ha voluto vincere la partita e noi siamo molto orgogliosi, sono molto contento dei giocatori perché la partita del 4-2 insomma è un risultato chiaramente pesante subito alla fine in una circostanza a dir poco clamorosa, però ripeto dobbiamo giudicare sempre la prestazione è stata molto sofferta, difficile contro una squadra che veniva sicuramente da una sconfitta e quindi molto concentrata, molto carica, lo sapevamo, cercavamo in tutte le maniere di far gol, siamo riusciti subito e la partita si è messa anche bene per noi, non credo che abbiamo sofferto diciamo fino al 60° minuto, però dopo su queste palle aeree, su questi palloni messi dentro abbiamo subito un contatto fisico pesante che hanno questi 3 attaccanti. Ma ripeto, ripeto, il Presidente non mi ha detto quest'anno che noi dobbiamo vincere qualcosa in campionato. Abbiamo cambiato tantissimo, la squadra l'anno scorso è arrivata seconda, è stato un miracolo sportivo, a detta di tutta l'Italia,
quest'anno abbiamo una buona squadra, ma ci sono tantissime squadre forti. Cioè non è che c'è solo una squadra, forse e mezza. Ci sono tante squadre forti. Cioè, se dobbiamo parlare di calcio vero, parliamo di calcio vero, diciamo ci sono una decina di squadre forti. Questa è la verità. Se poi uno vuol far finta di non credere, pazienza, però questa è la verità. Ci sono 10 squadre forti, il Venezia, il Parma, la Reggiana, tutte queste squadre qua sono squadre costruite. Chiedete agli amici qui di Parma se hanno costruito una squadra per arrivare decimi, loro vi risponderanno no. Quindi credo che tutte quante le squadre che noi andremo ad affrontare, a partire anche da Macerata, sono partite difficili per ambiente, per fisicità, però 10 squadre sono forti, 3 sopra di tutte, nettamente sopra di tutte, secondo me. Poi le altre si devono giocare il quarto posto, a mio modesto parere. Per il quarto posto, se miglioriamo qualcosa, vorrei cercare di farlo a tutti i costi con la mia squadra. Abbiamo il potenziale per farlo. Eccezionale primavera Total Green Caramel. Solo da Caramel puoi trovare il tuo arredamento biologico a chilometri zero. Cucina classica in legno massello a 1.990 euro. Bagno in legno massello completo con lavandino 990 euro. Caramel, pelli di prima scelta e legni di prima qualità. Questo è Caramel. Eccezionale primavera Total Green Caramel. Salotto classico riga gialla 1.490 euro. Gruppo camera mirror incredibile in rovere massello 1.990 euro. Tavolo allungabile da 120 con 2 allunghe 350 euro. Total Green Caramel, le nostre nuove cucine biologiche a chilometri zero. Solo legni naturali e lucidature di prima qualità, anch'esse naturali. Primavera Total Green Caramel. Autostrada A4, uscite Meolo 90 San Donà, Palmanova. Vi aspettiamo! Scopri la nostra 20ª stagione. Seguici su Facebook, visita il nostro sito www.teatroudine.it. A volte ci vorrebbe un aiuto, una persona fidata, competente, ma come trovarla? Gallas Group è la risposta. Agenzia leader nella ricerca di badanti, assistenti familiari, colf, babysitter.